a parte olla. Allora siamo arrivati nell'oleificio, nel frantoio di Francesco Locci. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Allora, accennavamo proprio a questa vocazione di Dolianova come terra che produce olio. Sì, Dolianova, diciamo, fra le zone della Sardegna è sicuramente quella che da più tempo è vocata alla produzione. Come citavi giustamente tu prima, c'è questo fatto del parsolea, che continuiamo anche il Dolium Dolianova, deriva dal Dolium latino, appunto, che era quello che noi chiamiamo il Suziru. Quindi in questa zona sicuramente c'è un'antica tradizione. Questa tradizione noi l'abbiamo sempre continuata, cercando sempre di migliorare tantissimo la qualità dei macchinari, proprio puntando essenzialmente sull'altissima qualità, ma non per questo rinunciamo alle nostre tradizioni. Infatti abbiamo voluto anche qui raccogliere i macchinari antichi nel nostro museo, apposta perché ci permette di andare verso il futuro senza dimenticare le nostre tradizioni. Ecco, questo è molto importante. Quali sono le caratteristiche dell'olio di Dolianova e da cosa dipendono? Beh, ogni zona ha le sue caratteristiche peculiari. Dolianova abbiamo una grandissima quantità di varietà tonda di Cagliari, che ci permette un olio che ha una complessità di sapore senza avere delle punte troppo elevate di piccante, che abbiamo comunque, che recuperiamo da quello che chiamiamo liedo, che è una sottocultiva della Bosana, che ci permette di avere un alto contenuto di polifenoli e anche un pizzicore, un piccante che riesce a rendere equilibrati i nostri oli. Da che cosa è dato il sapore fruttato dell'olio? Beh, come qualsiasi prodotto deve ricordare il prodotto da cui deriva. Se un succo di frutta alla pesca è buono quando ci ricorda la pesca. Di conseguenza un buon olio deve ricordare l'oliva. E per questo si è sempre continuato a migliorare sulla qualità. Noi ci ricordiamo sempre l'olio degli antichi e pensiamo che fosse buono. Assolutamente no. Considerate una cosa semplicissima, che qualitativamente in Sardegna siamo molto all'avanguardia come macchinari. Attualmente in Sardegna già da 5 anni non esistono più impianti a pressa e usiamo solamente impianti di tipo continuo. Lo step successivo che stiamo avendo adesso è lavorare con impianti a 2 fasi. Noi siamo già da 3 anni che utilizziamo dei macchinari a 2 fasi che non utilizzando dell'acqua di lavaggio durante il processo permette di ottenere un olio che ha un contenuto in polifenoli ancora maggiore, poiché essendo i polifenoli idrosolubili verrebbero mandati via con l'acqua di vegetazione. Con i nostri macchinari riusciamo a non avere questo dilavamento, quindi avere oli con un fruttato e un piccante ancora maggiore. Quanto olio riuscite a produrre in questo territorio? Quindi in quantitativo di olive siamo intorno ai 20.000 quintali di olive all'anno, che vengono macinate nei 3 frantoi che ci sono qui in Dolianova. Cioè, oltre al mio c'è la cooperativa Olearia e un altro frantoio di Mariangela Perra. Esistono però ancora dei frantoi artigianali? Ormai i frantoi stanno sempre più sparendo, quelli molto piccoli, come ti dicevo già da prima, già da 5 anni non ci sono più impianti a pressa, quindi sono tutti impianti che sono comunque industriali, perché bisogna andare sempre comunque verso la migliore qualità, e la qualità non si può più ottenere con impianti di vecchio tipo. Anche un impianto di ormai di 10-15 anni non riesce più a ottenere dei prodotti di altissima qualità. Senti, noi abbiamo qui alle nostre spalle una struttura molto antica, cos'è? Sì, diciamo, io ho la fortuna di avere questa struttura che risale alla fine del 1600, infatti qui la villa fu costruita dai Boil, che dai Boil è passata poi ai Bonfante, da cui venne acquistata nei primi anni del Novecento da mio nonno. Quindi questa che abbiamo recuperato qua era la cisterna della villa, su cui veniva recuperata l'acqua piovana, che noi abbiamo completamente ristrutturato. Adesso, come ti farò vedere, ci abbiamo messo la mia collezione di lucerne.